Presidente, oggi il Friuli Venezia Giulia è protagonista a Shanghai, si fa conoscere al sistema commerciale, economico e istituzionale. Quali i vantaggi per la nostra regione? Il forum è stato estremamente interessante ed è ovvio che abbiamo anche puntato al tema della logistica del porto di Trieste anche in relazione agli importanti impegni che i nostri due governi, italiano e cinese, hanno assunto sulla cosiddetta Via della Seta, e quindi la presentazione del porto di Trieste che abbiamo fatto all'SIPG, che è un'importantissima società che nel porto di Shanghai ha diverse attività, dalla attività dei container alla croceristica, e ci ha in qualche modo dato un primo puntuale assaggio di quello che è l'impressionante porto di Shanghai, delle sue aree franche e di quelle che sono le attività che i nostri due porti, Trieste e Shanghai, possono mettere insieme in una collaborazione preziosa. Alle mie spalle vedete il porto di Shanghai, è un'area immensa, qui vengono soltanto in questo punto movimentati 1.200.000 TEU l'anno. Stiamo parlando però di un porto che ha fondali per 13,5 metri, e quindi quando raccontiamo che il porto di Trieste ne ha 18 naturali facciamo una certa impressione. Presidente, oggi dopo il forum internazionale per presentare le opportunità del Friuli Venezia Giulia su Shanghai, una serie di visite, che cosa possono portare per l'interesse del porto di Trieste? Chiaramente portano intanto un'informazione al mercato cinese che Trieste ormai è pronta per essere un porto all'interno di una rete globale, dove la Cina naturalmente è protagonista. Quello che si evidenzia da questi incontri è che finalmente si comincia ad apprezzare il passaggio da sud verso l'Europa, cosa che fino a pochi anni fa ancora non veniva apprezzato dal mercato cinese. Oggi abbiamo parlato di noli, oggi abbiamo parlato di treni, abbiamo parlato di integrazione informatica con i loro sistemi, si sta entrando nella fase operativa. Questo significa però una cosa importante, che passare dall'Adriatico non è più un tabù come prima si poteva pensare, mentre oggi sta diventando un corridoio privilegiato per le merci che arrivano dal Far East.